Qui ci fermiamo agli anni 50. Sono immagini particolarmente toccanti. La prima la vedrete sulla destra, molto fedele, toccante. E il procuratore della Repubblica di Nuoro, Tommaso, scrisse questo al carabiniere Tommaso Gambino, siamo nel 1936. Inchiniamoci tutti davanti alla salma di un martire del dovere, del carabiniere Fernando. La sua memoria sarà viva tra noi e fra i valorosi compagni d'arma, e sia di esempio ai vivi il sacrificio di un eroe. È molto bello leggere quelle parole, come leggere le origini degli encomi che noi solitamente scriviamo quando c'è qualcuno di noi che si comporta bene, che merita apprezzamento, merita ricordo. Noi abbiamo voluto iniziare con questo esempio, un atto di eroismo, un qualche cosa che va oltre quello che la vita di ogni giorno ci riserva, che sa di sublimazione massima del sentimento del dovere, ed è questo quello che vogliamo affermare con semplicità.